sono Rhino Group e oggi vi presenteremo 3 diversi prodotti da noi modificati, a cui abbiamo portato delle migliorie. Allora, il primo prodotto è un carrello della spesa. Abbiamo installato un display con un sensore. Questo sensore serve appunto a calcolare la spesa che si effettua, insomma. Prendi il prodotto, lo passi mettendolo nel carrello, automaticamente appare il prezzo nel display. Può essere utile magari per chi ha meno tempo da impiegare la cassa, per chi non vuole perdere tempo, arrivi alla cassa e paghi subito. Poi due freni, abbiamo installato 2 freni sulle ruote posteriori, a comando manuale, per magari devi caricare un sacco più grande, un sacco di crocchetti per i cani, si muove il carrello. L'ultima miglioria, abbiamo messo un display con la mappa del supermercato. Magari per chi è nuovo del posto, non sa ancora come muoversi all'interno del locale, c'è questo display che appunto indica la propria posizione. Abbiamo optato per un'attrazione congiunto cardanico. Siamo molto più sulle cose. L'ultimo progetto è la vasca. Allora, intanto questa qua era la vasca vecchia, quindi il primo passo è stato quello di eliminare i piedini. Perché ovviamente questa qua diventa una vasca per le persone disabili, quindi in carrozzina. Quindi ovviamente abbassandola, già una persona in carrozzina avrà meno problemi rispetto a che la vasca sia alzata da terra. Il secondo passo è stato quello di apportare uno sportello sulla vasca, ovviamente della grandezza della carrozzina, che sono le misure, con un sensore che passerà all'interno in un doppio fondo della vasca, quindi sarà isolato dall'acqua. Il sensore farà modo di far uscire una pedana dalla vasca per fare in modo che la persona in carrozzina possa andare direttamente dentro la vasca con la carrozzina. Avrà degli appigli, delle maniglie per fare in modo di potersi alzare, se deve essere una seconda seggiola posta all'interno della vasca, così non c'è bisogno così l'altra resta asciutta e quindi non c'è bisogno di asciugarla. E ovviamente qua ci sarà un divisore in modo che comunque l'acqua resti sempre all'interno della seconda seggiola e non della prima. Una volta finito qua ci sarà un altro appiglio che ovviamente adesso manca, per fare in modo di ritornare alla stessa posizione di prima e uscire dalla vasca. E una volta che la porta viene chiusa, ovviamente il sensore fa in modo che la rampa ritorni dentro senza creare intraggio al disabile. Finito? Sì. Ecco, noi siamo i Gear Softwork, abbiamo inventato 3 progetti. Il primo della bici è un sistema di lubrificazione della catena attraverso un pulsante manuale. Questo quando si nota che la catena magari è senza olio, si comincia ad andare in bici, per farla ruotare, premendo il bottone si lubrifica tutta. Ecco. Che fai il carrello? Carrello della spesa abbiamo messo un motore elettrico azionato da 4 sensori che con l'aumentare del peso dà più forza alle ruote in modo che gli anziani riescano a spingerlo. E viene azionato da 2 pulsanti, perché se no magari tenendo una mano sul pulsante il carrello parte e va, e tutto è alimentato da una batteria che dopo, quando si finisce di fare la spesa, si riporta il carrello nel posto e con l'attaccatura del gancio si ricarica con pannelli solari o qualsiasi altro sistema. Ecco. Allora, la vasca, i problemi della vasca di solito sono che l'acqua diventa fredda, quindi abbiamo pensato di mettere un filtro con una resistenza che filtra l'acqua e la butta dentro a mo' di idromassaggio riscaldata, così l'acqua non si spreca acqua e si può rimanere più tempo dentro.